Un incontro con Gianfranco Iannuzzo, artista agrigentino, con i ragazzi, e con momenti come questi si ripetono nel vostro istituto. Sì, questo è un incontro che nasce nel mese di settembre all'interno del Dipartimento Italiano, dove abbiamo realizzato un progetto, incontro con l'autore, e quindi poi abbiamo deciso in seguito di invitare proprio Gianfranco Iannuzzo, perché grazie alla sua attività teatrale permette ai ragazzi di conoscere opere di autori, in maniera particolare di Pirandello, non solo attraverso la lettura ma attraverso la rappresentazione teatrale. È in un mondo che legge poco e il teatro appunto è un elemento di avvicinamento tra letteratura e vita, e quindi abbiamo deciso di invitare Gianfranco Iannuzzo proprio per questo motivo. Serve anche ai ragazzi a fare conoscere chi magari viene visto dietro uno schermo televisivo, dietro un cellulare. Sì, è un modo per conoscere in maniera diversa quella che è la realtà. I ragazzi sono abituati soltanto ormai a conoscere determinati argomenti o attraverso il computer o attraverso il cellulare, invece il teatro è un mondo che comunque loro conoscono poco e che noi in questa occasione abbiamo voluto dare la possibilità di poterlo conoscere a 360 gradi. Prossimo appuntamento? Prossimo appuntamento probabilmente con Gaetano Aronica, credo tra un mese.